Mister Lupo, una bella vittoria contro un Borgosesia che si è reso pericoloso in qualche occasione, ma l'Imperia ha saputo tenere botta, tra virgolette, e chiudere la partita poi sul secondo tempo. Che partita ha visto lei? Una partita diversa dalle altre perché abbiamo sofferto tanto oggi. Però non gli si può chiedere a sti ragazzi di andare sempre a mille. Li ho visti che sono un po', oggi erano un po' stanchi, soprattutto credo fisicamente più che mentalmente, perché mentalmente erano a posto, li ho visti un po' sulle gambe, ma credo che ci sia nell'arco di un anno, no? Dopo 22 partite, essere un po' stanchi, perciò gli faccio i complimenti proprio perché questa partita qui, vincerla in questo modo, è un altro segnale di forza che hanno. Però ci hanno messo tanto in difficoltà. Loro sono giovani, avevano 3 pezzi nuovi, e secondo me da qui alla fine non ne perderanno più loro. E cosa dire? Sono felicissimo come sempre perché quando si vince noi siamo contenti e oggi ha una valenza troppo importante per descrivere la nostra situazione di classifica che guardo perché io la guardo, però è stata una partita veramente, magari abbiamo dato meno spettacolo di altre volte, però ci sta dai vincere anche partite in questo modo, anzi io sono stato anche fortunato perché poi ci vuole anche quel pizzico di fortuna nel calcio, metti dentro un ragazzo, appena ti entra ti fa gol e vuol dire che se invece pareggiavano non capivo nulla, no? È così dai, funziona così, no? Però alla fine questi ragazzi stanno facendo un percorso, stanno rendendo fiera una città, dai, eh? La città sportiva parlo, no, calcistica, non parlo della città in quel senso lì c'è altra gente che sta rendendo fiera la città perché la vedo molto meglio di qualche anno fa. Adesso mi fate fare delle gaffe, però Imperia merita sportivamente, calcisticamente qualcosa di più e noi stiamo facendo di tutto per fare quel qualcosa in più. Ci metto dentro anche la società perché io in settimana avevo rammentato, e adesso lo posso dire, 9 anni fa sono stato partecipe di una sconfitta con questa squadra che me la sono portata dietro per 9 anni, insulti, che ci sta. Oggi ai ragazzi in settimana vi avevo chiesto un favore e come sempre mi hanno accontentato perché mi vogliono bene. Io voglio bene a loro vogliono bene a me. Abbiamo vinto 3-1 col Borgosesia che 9 anni fa ha vinto 7-0 qua in Imperia. E c'eravamo io, Giglio, Trucco e questa società. Perciò per una volta mettete da parte quelle che sono le polemiche o il resto. Si sta facendo tutto quello che si deve fare per rendere fieri anche i tifosi. Quindi la società ha messo a disposizione e in condizione tutti quanti noi di esprimerci in questo modo qua, quindi va diviso su tutti il merito di quello che si sta facendo perché è tantissimo, dai, 33 punti abbiamo, sono abbastanza, siamo già in linea rispetto al girone di ritorno, abbiamo 6 punti in più, adesso dobbiamo andare a Varese a vincere per cercare di levarci qualche soddisfazione in più poi, anche se non si è fatto nulla perché a parer mio la salvezza si è alzata, però se da altre parti con 33 punti parlano di vittoria di campionato no, ma come è giusto che sia, ci mancherebbe. Io continuo a dire che il giorno che vinceremo, che ci salveremo, festeggerò e non vedo l'ora perché poi se lo meritano tutti, dai, ce lo meritiamo tutti credo, no? Vedo un qualcosa di coeso quest'anno, da un punto di vista anche di città, io faccio un lavoro che giro durante la settimana, la gente mi ferma orgogliosa, a me questo mi fa piacere, anche se non sono imperiese, sono pugliese, ma mi fa piacere che mi fermano e mi fanno i complimenti, mi fa sentire orgoglioso, quindi va al di là del calcio, dai, è qualcosa di strepitoso. Continuiamo così, sempre con... non voglio sentir parlare di nulla, di cazzate, perché poi in settimana si è, come è giusto che sia, la piazza magari sogna, però ho visto anche intelligenza da parte dei tifosi che hanno parlato in maniera giusta, stanno crescendo insieme a noi, stiamo crescendo tutti, dai, va bene.
Mister, riguardo alla partita, ha messo subito dentro Di Salvatore durante la prima frazione di Leo gara, oggi sì. nel Leo secondo oggi- tempo invece sì, poi no, ma è io uscito. per Leo stravedo, è un ragazzo che secondo me da qua alla fine ci darà tantissime soddisfazioni. Nel calcio purtroppo a volte capita che entri in un certo modo e non riesci a spezzare il fiato. Lui è talmente voglioso di fare, oggi è andato in difficoltà, ma il ragazzo lo sa. Mi è dispiaciuto ma dovevo farlo. Ma lui deve saperlo, lo dico anche pubblicamente, ma anche privatamente, che ha la mia stima, la mia fiducia, perché è un giocatore che ho voluto io ed è un giocatore che secondo me ci farà fare il salto di qualità da qua alla fine. Oggi è andata così, non è riuscito a spezzare il fiato, è capitato anche a me da calciatore, però ha reagito in maniera proprio da grande ragazzo. È venuto in panchina, ha fatto il tifo, grande, anche Davide Sancenito. Ma tutti dai ragazzi, cioè qui si sta... volevo dedicare la vittoria al papà di Guastamaccio, perché è mancato, mi dispiace da morire, e mi sentivo anche un po' responsabilizzato oggi perché mi è arrivato il suo messaggio, lo dedico con tutto il cuore a Giorgio e a suo papà, e abbiamo fatto qualcosa anche per lui che non c'è più, che era un tifoso dell'Imperia, quindi colgo l'occasione per farlo. Mister, l'ultima domanda che le faccio per quanto mi riguarda, un ingresso di cassata, mister, che oltre dopo l'ingresso avrà molto convincente, quest'oggi praticamente col suo ingresso e col suo gol ha chiuso la partita, cosa ne pensa? Ha toccato una palla. Lorenzo ha toccato un pallone. La qualità quella no, c'ha lo strappo, è in forma, quindi ho detto ai ragazzi che avevo visto quel tipo di non pensavo facesse gol, però avevo visto quel tipo di giocata con Edo che la copre, che lo manda dentro, e sono stato fortunato perché poi a volte, ripeto, magari metti dentro Cassata, pareggiano 2-2, dice ma che mette dentro un attaccante, invece è entrato bene, ha fatto un grandissimo gol, la piazza, però sta bene ragazzi, sta bene, si è lasciato con la ragazza e sta bene, è giusto. E quindi È un brutto messaggio, mister, però... io gli ho detto che non mi senta lei, ho detto ma dai che ti ha lasciato, portava sfiga, adesso ha fatto gol. Esatto. Io sto attento a tutte quelle robe lì, ecco. No, scherzi a parte, mi dispiace per lui, ma in settimana era molto giù, e oggi ha reagito da grande ragazzino. Ha ribaltato Bravo lui, l'emozione. eh? Ha ribaltato l'emozione. Cioè, non è facile, No. a quell'età lì ci siamo No. passati tutti, Infatti. Siamo passati, anche io sono stato lasciato, non ho fatto gol, lui invece è stato lasciato e ha fatto gol. Grazie, mister. Ciao.